Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. E sì, siamo qua, siamo fuori perché sta arrivando la bella stagione ed è il momento in cui potremo iniziare a rilassarci, a prenderci del tempo e a dedicarci del tempo da dedicare alle passeggiate, guardando i fiori, guardando i regali che la natura ci dà in questo momento, passando dai colori, da questi veli, sembrano quasi veli, sembrano tulle che sono caduti sui nostri alberi e che quindi stanno arrivando a dirci che la primavera è ormai alle porte. Infatti questo noi l'abbiamo scoperto iniziando nelle nostre passeggiate a raccogliere le erbe spontanee, che in questo momento sono i carletti, sono ormai le piantine piccole di garosole che possiamo trovare nelle nostre tavole, nei nostri contorni. Io qui a Valgrande le utilizzo per fare i ripieni dei tortelli piuttosto che dei ravioli, le utilizzo nelle frittate, le utilizzo addirittura nelle insalate vegetariane abbinate alle uova sode, accompagnati ovviamente da tutte le altre preparazioni che si possono incontrare in un agriturismo come il nostro, che propone accanto ai piatti vegetariani anche piatti a base di carne e soprattutto carni di pollame, ma non solo carne di pollame, perché ci sono persone che magari preferiscono i pezzi di carne, come li definisco io, più semplici, come gli arrosti o i brasati. Se siete curiosi di assaggiare i nostri menù, che sapete seguono sempre l'andamento della stagione, io vi invito a venirci a trovare e lo potrete fare sempre con la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti che troverete tra le pagine social dove noi siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Io per il momento continuo a dedicarmi un po' di tempo e vi aspetto per questo fine settimana. Ciao!